Firme su un disegno di legge di iniziativa popolare per vietare slot machine e giochi online. Ce ne parla Sara Segatori. Basta con le slot machine, basta con il gioco online. L'Italia dei Valori ha presentato alla Camera dei Deputati le firme raccolte per un disegno di legge di iniziativa popolare che proibisca tanto le slot nei locali pubblici quanto tutte le forme di gioco d'azzardo su internet. Una vergogna che nel nostro paese lo Stato punti a far giocare di più i cittadini, sulla pelle della povera gente. 900.000 persone sono dipendenti da ludopatia. Noi diciamo no alle slot machine, no ai giochi online, perché non ha senso pensare soltanto a curare chi è affetto dal male senza eliminare il male. Scatoloni alla mano, in una sorta di processione, un gruppo di militanti dell'Italia dei Valori è arrivato a Montecitorio per consegnare le firme raccolte negli uffici preposti. Numeri impressionanti, quelli dei giocatori d'azzardo, per molti una vera e propria malattia che negli ultimi 2 anni ha visto crescere di parecchio quelli che ne sono diventati dipendenti. Causa anche la crisi economica che ha colpito migliaia di famiglie e la disoccupazione. E così molti dedicano sempre più tempo a macchinette e giochi online, rischiando di finire in un baratro dal quale uscire può essere davvero difficile.